Ciao a tutti ragazzi, bentornati al vostro Vice Football. C'è stato un enorme aggiornamento che per console è stato di 50 giga, infatti ci ho messo un sacco di tempo, tornato da lavoro per installarlo, di eFootball 2023 come potete vedere, e ho effettuato il primo accesso. Adesso scopriamo insieme che cosa è cambiato, che cosa hanno fatto per darci questi 50 giga di aggiornamento. E poi ovviamente sicuramente avanzerà un po' di tempo in questa live, ci facciamo anche qualche partita del campionato di football per ricominciare la scalata alla divisione 1, e anche per chi sta scalata volesse completare ci vorrei finalmente arrivare in divisione 1. Nel frattempo stiamo entrando nel gioco, come vedete c'erano un po' delle indiscrezioni, dovrebbe essere cambiato un po' il gameplay, forse addirittura rallentato come era inizialmente, e potrebbe essere molto interessante perché potrebbe aggiungere realtà alle partite. Almeno per quanto mi riguarda è una cosa che preferirei rispetto alla frenesia, insomma, che c'era nel gameplay fino ad ora, anche se era molto relativa rispetto per esempio a FIFA, che ho imparato ad odiare negli ultimi anni. Ma al di là di questo pare ci sia anche la panchina lunga e qualche altro aggiornamento, sempre se riusciamo ad entrare. Tanto c'è l'ultimo aggiornamento, l'ultima applicazione dell'aggiornamento per le rose, i dati dei giocatori, pare che ci siamo ed entriamo nel nuovo eFootball 2023. Intanto vabbè, abbiamo questo, ovviamente non riproduciamo il video, ci prendiamo le ricompense, 180 monete e questo ci piace assai. Ticket garantito, perfetto, nuovi oggetti, nuovi oggetti, nuovi oggetti. Minchia, Busquets, Jordi Alba, mamma mia, 90.000 GP per le scuse dell'amministrazione, ci piace. Serie di premi, abbiamo avuto praticamente l'impossibile. Ok, va bene, ci potrebbero essere problemi. Manutenzione completata. Ovviamente ci hanno dato l'indennizzo. E ci hanno dato anche Sergio Busquets e Jordi Alba perché si sono congedati dal Barça. Va bene, non ci interessa. Tutti gli aggiornamenti che hanno fatto. Noi fa l'aggiornamento qua, funzionalità aggiuntive. Hanno messo la COP partita amico, va bene, nuova funzionalità di progresso giocatore. Va bene, il numero di giocatori registrabili nei sostituti incrementa da 7 a 12 finalmente. Panchina lunga che ci piacerà molto perché possiamo comprare tutti i sostituti del Napoli. Le partite giocate in maniera partita veloce online, partita ora va bene. Aggiunta delle opzioni di filtro campionato in vari menu. Perfetto. Giornate squadre utenti selezionabili in partita di prova. Aggiunte miglioria in dati squadra, fotografica, divise, grafiche stati, va bene. Regolazione della giocabilità, in questo giornalmente ci siamo. Sono concentrati su una serie di cose, passaggi, stop, va bene. Bisogna andarlo a vedere, interessante. Chiaramente hanno modificato anche un po' i comandi e altre cose. Nuovo file di aggiornamento, ci sono altre modifiche generali applicate nei tutti i seguenti bug, va bene, hanno fissato un po' di situazioni. Intanto chiaramente abbiamo capito, abbiamo riscontrato problemi noti, vabbè, segniamo tutte come lette. Hanno risolto un po' di problemi e qua ci riscattiamo tutte le situazioni. Busquets vince la nostra squadra e anche Jordi Alba. Perfetto. Abbiamo 1500 monete d'oro, che ci piace assai, perfetto. E come vediamo, una delle notizie più importanti sono il numero di sostituti, che finalmente è passato a 12, ragazzi. Veramente, veramente questa è una notiziona perché finalmente possiamo portarci tutte le riserve in panchina e quindi posso anche finire di acquistare i giocatori del Napoli, perché per esempio adesso io ho Dombele, ce l'ho e me lo porto in panca, ma io tanti altri non li ho mai acquistati perché chiaramente la panchina era sempre corta. Vabbè, Lobo ce l'ho già in campo, Mertens, Koulibaly, gli altri non li posso portare, quindi posso finire di acquistare, e lo andremo a fare magari dopo insieme, gli altri sostituti del Napoli. Perché ne posso prendere altri 1, 2, 3, 4, altri 4, perfetto, altri 4, oltre a quelli che chiaramente ho. Ok, abbiamo 4 contratti perché abbiamo, adesso ci facciamo questo spacchettamento rapido. Legend Crossing, perfetto, vedi tutti chi c'è? Chi abbiamo qui? Ok, Bernardo Silva, Kanté, Marez, Sterling, Laporte, nessuno nel Napoli. Pare di no, vabbè, sono troppi, non ce ne frega un cazzo, va bene. Andiamo a prenderci il giocatore gratis, vediamo
chi ci esce. Vediamo chi ci esce. Attenzione. Facciamo questo spacchettamento rapido. Premier League 3, mamma che schifo, vabbè. Sarà una merda, cazzo è. Poppi, no. Guaita, mamma mia. Ah, la English League, ne manca Premier League. Guaita, vabbè. Guaita, perfetto. Va bene così. Sarà un piacere, questo ce lo siamo spacchettato, non ci interessa, poi abbiamo i contratti mirati. Oddio, contratto mirato! Contratto mirato Kim. Gesù, ragazzi. Ragazzi, contratto mirato. Contratto mirato e ci andiamo a prendere Kim Min-jae 83. Porca troia, lo prendiamo subito, ragazzi. Lo prendiamo subito. Porca puttana, ragazzi. Questa è notiziona. Notiziona. Gli altri contrattimenti non ce ne frega niente. In realtà ne potremmo prendere ancora. Ah no, non sono giocato adesso. No. Ne potremmo prendere ancora, ma in realtà non ci interessa nessuno, giusto? Ok, no, gli altri chiaramente. Oilon, no. Ok, perfetto. Quindi abbiamo anche guadagnato un Kim 83 di base, suppongo da migliorare sicuramente. Contratto 3, ok, contratto 3, che è successo? Ah, ok, abbiamo i ticket giocatori standard. Ticket garantito. Cosa ticket? Vediamo chi esce. Liga Spagnola. E ci è uscito, ci è uscito. Ferreira Carrasco, va bene, va bene. Ferreira Carrasco. Va bene, così ci siamo anche gli altri. Usiamo il ticket, vai. Vediamo, English League. Vabbè che è la Premier, quindi prima getta una stronzata ovviamente. Chi mi è uscito? Sterling. E mica Mario, ragazzi. Peccato che di tutti questi non posso usare nessuno, perché gioco solo con il Napoli. Però sti gran cazzi, ci apriamo anche l'ultimo e poi andiamo a completare gli acquisti delle riserve del Napoli. Ne possiamo comprare altri 4. Andiamo a vedere un po' chi implementare in squadra. Tanto Liga Spagnola ancora, e poi ci andiamo a giocare il campionato di football, così scopriamo se è cambiato qualcosa anche sul gameplay. Intanto è uscito anche Condé del Barcellona. Perfetto, 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 perfetto. Andiamo avanti, abbiamo finito qui, tutto ok. Bene, così avanti Napoli. La mia squadra no, contratto, ok. Lista giocatori standard, perfetto, e andiamo a ovviamente filtrare per squadre di club Europa. Campionato italiano, Napoli, eccolo qua, perfetto, fatto. Così ci escono solo i giocatori del Napoli. Ovviamente Chima, chissà, così ce l'abbiamo tutti. Lozano, Botte, Cameretta, Tombelli l'abbiamo preso, Raccamani ce l'abbiamo, ovviamente Elmas, Demme, Oliveira, Gollini ce l'abbiamo, Jesus, Ostigard, Beresischi. Potrei prendere Beresischi perché non ho il terzino destro di sostituto, non ho il sostituto a destra, quindi prenderei Beresischi per ben 8000 GP. Sì, sì, è un fenomeno, lo sappiamo, va bene così. Fenomeno, cazzo, fa cagare i morti, vabbè. Beresinski e altri 3 ne posso prendere. Prenderei Gaetano per una questione affettiva mia. Gaetano, che è napoletano, così ci mettiamo un napoletano in squadra, che è anche centrocampista, che ci può piacere. Il portiere ce l'abbiamo, ne potremmo prendere altri 2, potrei prendere Ostigard, l'altro centrale, indubbiamente sì. Ci prendiamo Leo Ostigard, perfetto, perfetto, e come ultimo potrei prendere o Zerbin o Demme.
considerando che ho Tanguy Ndombele, che sicuramente se ne andrà da Napoli, ma per il momento c'è ancora, quindi fino a fine giugno possiamo usarlo, poi da fine giugno quando sarà ufficialmente svincolato ce lo toglieremo. Per il momento non prendo Demme e prendo Zerbin. Sì, facciamo così. Non prendo Demme, ma prendo Zerbin. Perfetto, così possiamo andare a completare la nostra squadra, anche la nostra panchina a questo punto. Eccoci qua. Inserendo appunto Zerbin, eccoci qui, vicino Politano. Poi andiamo ad inserire Gaetano nei sostituti qua. Poi Elmas lo sposto qui, Olivera lo sposto, anzi Olivera, Elmas qui, Olivera qui, e poi andiamo ad inserire Beresischi e Leo Ostigar, ragazzi. Leo Ostigar, perfetto. Ok, mi è venuto in mente, fatto ciò, che devo provare a potenziare un attimo l'ultimo acquisto Kim e vediamo a quanto arriva. Opzioni giocatore, aumento di livello, perfetto. Cominciamo a dare un 10 qua, un altro 10 qua, un altro 10 qua. Vai, 4, ok. Ok, perfetto. Avvia allenamento, procedi. Ok. Facciamo progredire. Resettando il prezzo giocatore. Ok. Ah, adesso posso anche resettare. Interessante. Questo sta già a 90, quindi non toccherei proprio nulla. Andiamo con difesa 4. Forza in area 4, forza inferiori 4, la destrezza io comunque un 4 glielo darei, io darei un dribbling, forse non ci interessa tanto, passaggio do 4, tiro attendiamo un attimo, in difesa aumenterei il più possibile, forza in area la stessa cosa, anche se qua sta molto forte, forza arti interiori ne darei un altro paio, comportamento offensivo effettivamente potrebbero interessarci, passaggio un altro paio nel passaggio e dovremmo essere ok. Ho sbagliato, porca puttana. Scarta modifiche, sì, grazie. Ok, ricominciamo perché non mi piaceva come aveva fatto. Andiamo almeno 8, poi andiamo a 4 qui. Sì, sì, e 4, ok. 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 E non so. Non era proprio così, però potrebbe andare bene. Ok. Usa i punti. Ed è diventato 93. Perfetto. Perfetto, veramente perfetto. E adesso lo andiamo a sostituire nel nostro schema di gioco. A parte che in realtà la formazione reale è questa. Però lo andiamo a sostituire così con Kim in campo che diventa 96, ragazzi, 96, quindi abbiamo un Kim 96 che è tutto un programma. Abbiamo sistemato tutto,